Nel giardino della loro casa, nel centro del paese, dentro a una specie di bunker nascosto da un pannello removibile, avevano stoccato 70 kg di polvere esplodente e quasi 400 kg di fuochi d'artificio artigianali, tra cui una bomba carta di almeno 5 kg e tutto il necessario per produrre polvere da sparo, micce, spolette, piombini, presse, accenditori elettrici, dosatori, tubi e cilindri passafuoco. La Guardia di Finanza, dopo una serie di pedinamenti, ha sequestrato tutto e denunciato una coppia di italiani, marito e moglie, sui 35 anni, per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente. Avevano creato un vero e proprio sito ad altissima pericolosità. Un pericolo che rende bene economicamente? Sicuramente è un'attività redditizia in questo periodo dell'anno. Negli altri periodi dell'anno possiamo immaginare che insomma ci sia meno richiesta sul mercato. Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato in custodia a un operatore commerciale autorizzato. La Guardia di Finanza di Padova è costantemente al lavoro nel controllare non solo gli esercizi autorizzati alla vendita di fuochi d'artificio, ma anche quelli che lo fanno senza autorizzazione. I consumatori si proteggano leggendo sempre con attenzione le confezioni dei prodotti. Che obbligatoriamente devono riportare delle avvertenze e la marcatura CE, quindi la marcatura prevista dalla normativa europea di conformità del prodotto alle norme, che sottendono una serie di test in laboratorio e quindi lasciano tranquillo il consumatore sull'utilizzo di questi dispositivi. Bisogna non sottovalutare i pericoli che possono derivare da materiale esplodente, fuochi d'artificio non autorizzati.